Si allunga la serie di ospiti di spicco nella Marca trevigiana per gli ultimi sgoccioli della campagna elettorale. Stamattina all'aeroporto San Giuseppe è arrivato di buon'ora Luciano Lama, ex segretario della CGIL, che ha ripreso l'attività politica nel Partito Comunista. Eccolo colto al volo dal nostro microfono. Lama, nel suo giro in queste settimane, che impressione ha avuto? Si ha l'impressione che sia una campagna elettorale incentrata sullo scontro di CPSI? Beh, questo è certamente uno dei temi importanti della campagna elettorale, se non altro perché è la questione che pone il problema della ricostruzione o meno del pentapartito. Io credo però che nella realtà, cioè nel ragionamento che fanno gli elettori, sia presente largamente anche l'ipotesi che abbiamo avanzato noi, che è poi l'altra ipotesi credibile di questa campagna elettorale, cioè il problema dell'alternativa. Ecco, problema dell'alternativa che voi ponete come vostro punto cardine in chiave politica. Il compromesso storico è del passato? Sì, il compromesso storico è del passato, è un'esperienza che ormai sta dietro le nostre spalle e non mi pare proprio che ci sia alcuna possibilità, ammesso che ci fosse anche la volontà di ricrearla. Da parte nostra non c'è neppure la volontà, naturalmente. Ultima battuta sul Partito Comunista. Molti dicono è cambiato, sta cambiando, si sta, non vorrei dire spostando a destra, ma è un po' meno a sinistra del passato. È vero oppure no? Il nostro partito è un partito che cerca di esprimere le posizioni reali di gran parte del mondo del lavoro che tradizionalmente rappresentiamo. E mi pare che la nostra posizione attuale sia da questo punto di vista fedele alla tradizione, cioè noi abbiamo una posizione che è quella che si richiama a questa grande maggioranza del mondo del lavoro, senza dimenticare che il governo del Paese esige naturalmente una comprensione reale degli interessi generali che noi ci sforziamo di rappresentare. Grazie e buon lavoro. L'esponente comunista, che era accompagnato dal segretario provinciale Tiziano Gava, si è poi diretto a Conegliano per una manifestazione al Cinema Moderno.